Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Montelanico, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Montelanico è conosciuto come il paese dell'acqua, della castagna e della monumentale faggeta. Montelanico si trova a 295 metri sul livello del mare e conta 2100 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Montelanico. E con il sindaco Sandro Onorati presentiamo il comune di Montelanico. Buongiorno, il comune di Montelanico ricade nella città metropolitana di Roma Capitale. È un paese che conta 2100 abitanti circa e ha un'estensione territoriale di 35 km² e siamo incastonati in una lingua di territorio che confina con le province di Latina e Frosinone. Sin dagli anni 1000 abbiamo delle notizie appunto che Montelanico era formato da castelli. In realtà questi castelli furono distrutti e saccheggiati dalle guerre intestine che si fecero. Attualmente il nostro centro storico risale all'anno 1600, è un borgo, come possiamo vedere, attraversato da una via centrale e da due strade laterali. Diciamo che il borgo antico si sviluppa intorno alla parrocchiale di San Pietro. Sì, il borgo antico si sviluppa intorno alla parrocchiale di San Pietro, come diceva lei. Purtroppo questa chiesa è chiusa dal 2009, dal terremoto dell'Aquila. Ce la stiamo mettendo tutta, cercheremo di riaprirla e di rimetterla a disposizione quanto prima alla nostra comunità, al culto, perché in effetti è il punto di riferimento del nostro paese. Il nostro territorio, come è facilmente visibile, è ricco a livello naturale. Abbiamo l'altopiano di Collemezzo, anche quello una bellissima zona poco conosciuta, ma i montelanichesi ne sono orgogliosi. E poi abbiamo la contrada La Forma, che diciamo è la parte dove viene svolta attività agricola, dove vengono anche elaborati buoni prodotti tipici, formaggi e così via. E la vostra piazza è un vero salotto. Bisogna dire che ha una opera centrale che è quella della Fontana del Bionti e anche qui i cittadini montelanichesi sono orgogliosi di questa opera d'arte che ci è stata donata dallo scultore Ernesto Biondi. Rappresenta un po' il territorio, i putti che rappresentano appunto la vicinanza all'acqua, alla fonte di vita, e il putto centrale che invece dà acqua, distribuisce acqua e quindi fonte di ricchezza. L'acqua, e qui abbiamo ancora un vecchio lavatoio. Noi abbiamo un vecchio lavatoio, lei si riferisce alla Fontana Nuova, fonte che è sempre stata generosa con tutti, ha fornito acqua a tutti, anche ai cittadini della zona. Un patrono che avete anche nel gonfalone.
Un patrono che abbiamo nel Gonfalone è San Michele Arcangelo. La leggenda vuole che abbia protetto Montelanico dalla peste e i montelanichesi hanno fatto un voto e da quel momento ne sono stati sempre grati. San Michele Arcangelo che festeggiamo il 29 di settembre, così come l'altra patrona, la Madonna del Soccorso. Qui in piazza c'è un bel luogo dedicato ai caduti e dove all'interno troviamo la tavola cinquecentesca che raffigura il Santo Salvatore. Tanti anni fa veniva portato in processione e questa festa ricadeva la vigilia di Ferragosto. Sindaco, ma che cos'è Montelanico per lei? Beh, per me Montelanico è il paese che amo. Non ci sono nato solo perché anagraficamente appunto sono nato a Roma, ma dopo 5 giorni mi hanno portato qui e ci sono rimasto, per cui ci vivo con la mia famiglia e spero che anche le mie figlie, anche la mia famiglia appunto, resti sempre in questo posto che per me, per noi montelanichese, è incantevole. Grazie Sindaco, e noi adesso continuiamo il nostro itinerario, andiamo a conoscere il parroco di Montelanico. E adesso con Don Daniele Valenzi, parroco di Montelanico, presentiamo la comunità cristiana di questo luogo. Con noi abbiamo anche il viceparroco. Allora, presentiamo questa comunità cristiana. Buongiorno a tutti, è bello per noi essere qui. È bello partecipare a questa iniziativa. La comunità cristiana di Montelanico è una comunità, direi, estremamente semplice. La semplicità non è data dal fatto della sua esigua composizione, ma non è il numero piccolo a renderli semplici, piuttosto direi un modo schietto e semplice di vivere, una fede genuina, forte, radicata nella storia e nella tradizione. Insieme con me la fatica pastorale la porta avanti il nostro viceparroco, Don Cerian Varicattu, un sacerdote dell'India, del Kerala, che con me condivide le fatiche pastorali. Per noi è bello essere qui e dal primo giorno della nostra presenza ci siamo sentiti accolti a casa, perché questo va detto. Gli abitanti di Montelanico sanno essere ospitali, sanno donarti il cuore. Un piccolo paese con tante chiese. Sì. E in questo momento ci troviamo nella chiesa Tigri. Fu costruita nel 1702, periodo nel quale qui a Montelanico c'erano i principi Doria Panfili, e fu edificata dal vicegovernatore appunto della famiglia Tigri. La chiesa è dedicata a Sant'Antonio di Padova, ma il nome diciamo predominante è proprio quello di chi l'ha voluta realizzare per la comunità. Purtroppo la città di Montelanico si trova sulla faglia che spesso è interessata dai grandi terremoti, sia della zona del sud che della zona del centro Italia, e questa chiesa fu voluta proprio perché in quel momento le altre chiese di Montelanico erano state lesionate. L'altra grande chiesa presente qui a Montelanico è la chiesa di San Pietro, che fu edificata proprio dai principi Doria come la cappella palatina della loro residenza. Va detto che l'ingresso alla città di Montelanico era diverso nei secoli antichi. Si entrava a Montelanico dall'incrocio di due strade, una che proveniva da Segni, l'altra dalla Valle del Sacco, dalla via Casilina, e queste due vie si univano nel punto in cui c'era il fiume, e lì c'era un'antichissima edicola raffigurante una galactotrofusa, cioè una Madonna che allatta il suo bambino, e una immagine bellissima di Maria, invocata da tutti quanti con il titolo di Madre del Soccorso, Madonna del Soccorso. Poi nel corso dei secoli l'edicola fu inglobata da un tempio, da una chiesa, da lì si arrivava poi nella grande chiesa di San Pietro che i principi Doria Panfili avevano fatto edificare. Chiesa che per tanti anni e lungo il corso dei secoli fu chiusa, come purtroppo è attualmente a causa del terremoto del 2009, quello che ha distrutto la città dell'Aquila, ma stiamo cercando di poterla risistemare soprattutto con l'aiuto della comunità civile e anche delle autorità civili della città di Montelanico. E qui abbiamo la Madonna del Soccorso e San Michele Arcangelo, i due patroni. E in questo momento sì, abbiamo in questo luogo i due santi patroni della città racchiusi in questa piccolissima chiesa, che continua ad avere questa funzione, quella di raccogliere pur piccola i tanti cristiani di Montelanico. Alla Madonna del Soccorso tantissimi hanno legato la propria vita e le proprie preghiere, una fede, ripeto, tanto semplice, tanto schietta, genuina, quella dei montellanichesi, e amano
la Madonna del Soccorso più della loro vita, e lo posso confermare, e chi lavora con me può altrettanto dare la stessa conferma. Pensate, alle 4 del mattino, il sabato che precede la festa, la terza domenica di settembre, ancora tutti ci si ritrova insieme in piedi per celebrare l'Eucaristia, per iniziare i festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso. Una festa bella, tanto sentita, che i montellanichesi anche nella zona delle montagne, la zona chiamata Colle Mezzo, hanno voluto realizzare un'edicola dedicata alla Madonna, proprio la Madonna di Colle Mezzo. E c'è una festa che anticipa poi quella di settembre, la prima settimana di agosto, che un po' vuole richiamare all'attenzione la festa più grande che segue poi a settembre. Mentre la devozione a San Michele Arcangelo, anche questa è antichissima. Pensate che in tutta la Valle del Sacco, e in particolare a Montelanico e in tante altre zone, è testimoniata la presenza dei monaci basiliani. Intorno al 1000 probabilmente, sulla montagna qui di fronte a Montelanico c'era un piccolo insediamento, un piccolo monastero di cui noi non possediamo più nulla, se non forse qualche piccolo muro perimetrale, che racconta proprio la presenza di questi monaci che hanno portato qui a Montelanico la devozione al Principe degli Angeli. Tra l'altro qui siamo anche sul tracciato della via Francigena. Il piccolo borgo di Montelanico si trova proprio sulla via, e questo nel corso dei secoli sicuramente ha visto la disponibilità dei montelanichesi sempre accrescersi nei confronti di chi, in nome di Dio e ricercando il Signore, si incamminava su quel sentiero che è appunto la via del pellegrino. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Il messaggio è uno solo, ed è tanto in sintonia con quello che il Papa Francesco e la Chiesa, o meglio, lo Spirito Santo, ci chiede di vivere in questo tempo tanto difficile, quello di camminare insieme. Questa sinodalità di cui tanto parliamo, che è l'essenza stessa della Chiesa, in realtà desidererei che fosse proprio il pane quotidiano della nostra comunità. E l'augurio mio è proprio quello che anche il popolo, la Chiesa di Dio che è in Montelanico, possa camminare in questo stile sinodale verso quella strada che il Signore ci indica, protetti da San Michele e dalla Madonna del Soccorso. Grazie al parroco, grazie al viceparroco, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Montelanico. E adesso, per presentare le tipicità di Montelanico, ci siamo spostati in un antico frantoio, e qui abbiamo le eccellenze del territorio e presentiamole con Danilo Coppini, che è il ristoratore. Iniziamo con il nostro excursus. Innanzitutto, ecco, questo luogo di che epoca è? Piacere e benvenuti alla Trattoria del Frantoio. Questo luogo è datato 1891 come la Fontana del Biondo di Montelanico, e la cosa importante di questo locale è che prima dava lavoro e il prodotto per l'eccellenza italiano, l'olio. Adesso sono 20 anni che abbiamo trasformato questo locale, il Frantoio, in trattoria-ristorante, gestita da me e la mia signora Anita, compagna di vita e di cucina. E quindi andiamo a presentare questi prodotti. Io inizierei con la contrada, no? La frazione, la forma, dove c'è la grande agricoltura, e qui abbiamo 2 caseifici e questi sono i prodotti. Beh, che dire della forma? La forma è un territorio bellissimo, ampio e pieno di coltivazione in grano e in allevamenti ovini, e possiamo vedere questi allevamenti che cosa ci danno nei prodotti di tutti i giorni, come il formaggio canestrato, che è un formaggio molto stagionato, e dei formaggi come le caciottine al peperoncino e delle caciotte fresche. Poi abbiamo anche degli allevamenti di animali ovini per la produzione del pecorino. Poi abbiamo anche il pane. Il pane sempre di nostra produzione, che è un pane nero con dei semi di girasole, mentre il pane bianco è una farina Cappelli, che è un grano duro coltivato qui in zona. Parlavamo di aziende agricole perché qui vedo anche poi della pasta, delle conserve. La pasta è sempre fatta dalla bottega delle Tre Sorelle, che è praticamente una pasta di grano duro, in purezza 100% grano Cappelli. Poi i Monti Lepini sono conosciuti per il tartufo. Beh, il tartufo è l'eccellenza del paese, praticamente una cosa che bisogna venire qui e provarlo, perché oggi abbiamo tartufi freschi, presi appena stamattina, che sono una cosa eccezionale. Il signor Orlando, il profumo, no? Il signor Orlando, il profumo
che poi è mio zio. Il profumo inebbia questa sala, anche se sono scorzoni, ma d'inverno abbiamo nero pregiato, l'uncinato, abbiamo tante tipologie di tartufo. Qui vediamo un bel tartufo da 500 grammi, un tartufo estivo che è stato cavato appena stamattina. E Orlando, con questa azienda agricola dei Monti Lepini, trasforma anche il tartufo al 100% naturale tartufo. Adesso andiamo a presentare le sue produzioni, perché qui ci sono delle paste e poi una è collegata all'altro prodotto del territorio che è la castagna. Sì, la castagna è un altro prodotto del territorio molto importante che dà reddito a Montelanico ed è questa fettuccina fatta con farina al 50% di castagne e il 50% di grano duro, che viene poi mantecata con i funghi porcini. Poi abbiamo le orecchie di prete, dette a Montelanico orecchie di prete, fatte al pomodoro, e poi abbiamo gli strozzapreti fatti con fave, pancetta e scaglie di pecorino. Poi abbiamo un piatto che è stato portato dalle donne di Montelanico. Dalle donne di Montelanico, che è Iappallocco. Iappallocco è sempre un piatto tipicamente montelanichese fatto con polenta e fave mantecate insieme e poi fatto un soffritto con della salsiccia e messa sopra. Qui abbiamo la porchetta sempre dei Monti Lepini fatta da noi con il maialino nero di Monti Lepini. Andando avanti abbiamo le lagane fatte con il tartufo, facile facile, con un soffrittino di aglio, tartufo a crudo, mi raccomando, saltata a crudo, messa dentro al tegramino, rosmarino, fagioli cannelliti e fai un piatto che non si scorderà. Dobbiamo dare un consiglio, come diceva prima il signore Orlando, che di tartufi se ne intende, e come nel caso qui delle lagane, il tartufo va grattato, non lamellato. Sì, il tartufo per esprimere la sua bontà va solamente grattato. Tartufo nero, specifichiamo, perché il bianco va lamellato, il tartufo nero va grattato. E poi abbiamo i dolci. I dolci è una cosa molto importante perché comunque è quella che poi ti fa finire il pasto e sono tutti dolci tipici. Abbiamo i Santa Marta, le tisichelle, i giglietti, il biscottino fatto con frutta secca, noce e miele e le ciambellette al vino. Andando avanti abbiamo la crostata di castagne con una marmellata di castagne. E poi vedo anche le marmellate, no? Sono sempre prodotti di Montelanico, sempre della bottega delle Tre Sorelle, fatte di castagne. Ma che cos'è Montelanico per lei? Montelanico per me è un posto dove ci sono praticamente nato e ormai le radici non riesco più a sradicarle e ormai è una cosa più forte di me. Veniteci a trovare perché si cucina bene e si mangia meglio. Grazie al signor Prego. Danilo, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Montelanico. E adesso incontriamo lo storico locale Luigi Roberti, perché Montelanico ha una storia antica. Montelanico ha delle particolarità che lo rendono unico. L'incastellamento, cioè l'accentramento della popolazione avvenuto nell'anno 1000, ha avuto proprio in Montelanico il suo massimo riscontro, con ben 4 centri fortificati. Oltre a Montelanico, i castelli distrutti di Collemezzo, Pruni e Montelongo. Il monastero benedettino di Santa Maria delle Pezze, su a Collemezzo, ci ha dato 2 cardinali e diversi docenti nelle università francesi di Cambrai e Parigi. Ma è nel Risorgimento che Montelanico si distingue. A Roma veniva etichettato come un paese di repubblicani e diventa il centro di propulsione del movimento mazziniano, proprio a Montelanico, con a capo chi? Un prete, Don Francesco Raimondi, che dopo nel 1871 diventerà il primo sindaco di Montelanico, l'unico prete sindaco nel panorama della storia d'Italia. Ma sono tante le epoche presenti qui nei monumenti di Montelanico, tra cui l'importante fontana. Un gioiello artistico, la fontana del Biondi, nella piazza di Montelanico. La voleva nel suo paese nativo, Morolo, che è qui vicino, ma ha avuto delle forti discordanze con l'allora sindaco Bizzarri che non glielo permisero di poterlo fare. E allora decise di consegnarla ai montelanichesi, che reputava i migliori tra gli amici.
però non volle che questa circostanza fosse dimenticata. E allora cosa fece? Incise nelle lettere in bronzo SPQM una lunga frase latina che è la memoria di questa fontana. Però coprì il tutto con la vernice. Dopo 31 anni, nel 1922, la vernice si era consumata e veddero che all'interno, al di sotto della vernice, c'erano incise delle lettere. E allora scoprirono il segreto della fontana del Biondi. Quanti ricordi legati a questa fontana. Noi oggi abbiamo ricostruito una scenetta dell'epoca, no? Beh, era una scenetta che si consumava quasi tutti i giorni perché era inevitabile. Le donne erano tante, venivano da Carpineto, si facevano 7 chilometri andare e tornare con la conca in testa per prendere un po' d'acqua. Montelanico questi problemi non ce l'ha avuti. Un'altra caratteristica del centro storico di Montelanico sono le icone presenti nelle facciate. Sono davvero tante, ma non solo quelle delle abitazioni, ma anche icone proprio prefabbricate, chiamiamole cappellette, che sono poste all'inizio del paese. Ma nel centro storico queste madonnelle incavate negli antichi muri ce ne sono oltre 20. E Montelanico è un paese che ha sofferto anche nella Seconda Guerra Mondiale e qui abbiamo anche tante persone che sentono questo particolare momento, no? Tante persone hanno la memoria della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo anche una strada intitolata al sacrificio di 4 persone, via 25 ottobre. E la cosa più bella è che, oltre che nella memoria degli anziani, è venuta fuori anche la memoria da parte dei giovani, come Marco Ballini, che ha creato questo museo chiamato Lo Rifugio, con tantissime testimonianze della Seconda Guerra Mondiale. Una domanda che facciamo un po' a tutti: che cos'è Montelanico per lei? Radici, appartenenza e identità. Grazie al signor Luigi e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle altre curiosità di Montelanico. E chiudiamo la nostra passeggiata a Montelanico con il commissario della 18ª comunità montana dei Monti Lepini, area romana, Fabrizio Di Paola. E dobbiamo dire che qui una delle risorse del territorio sono i castagneti. Li vediamo sullo sfondo. Vediamo un po' qual è la particolarità di questi castagneti di Montelanico. Allora, Montelanico, come vedete, è circondato nella parte più bassa da boschi di castagno. Diciamo che la tipologia dei boschi presenti è castagneto, faggio e quercia, però nella parte più bassa troviamo questi castagneti. Montelanico nasce come paese della castagna come tipologia che affianca il marrone. La presenza del marrone Montelanico è stata successiva, diciamo noi siamo conosciuti proprio come il paese della castagna. Perché poi si è passati al marrone? Cioè, gran parte di questi alberi rappresentano dei marroneti. Perché? Perché negli anni purtroppo il vantaggio economico, cioè il maggior costo del marrone, ha portato i produttori a trasformare, diciamo, i nostri castagneti in marroneti. Quindi oggi la gran parte della produzione è marrone e non, diciamo, castagno. Il castagno era un prodotto tipico di Montelanico, nel senso che la castagna di Montelanico ha le sue caratteristiche, perché Montelanico ha un'altitudine media, ha delle tipologie di clima che hanno creato, diciamo, una castagna particolare, quasi simile al marrone. Il marrone è un, diciamo, un prodotto a forma di cuore, più saporito, ha un colore più chiaro, mentre la castagna ha una forma triangolare e dovrebbe avere meno sapore, ma la castagna montelanichese, che è una castagna particolare, avvicina sempre più, diciamo, il marrone.
marrone. Poi quando andiamo al mercato siamo abituati a vedere la castagna grossa e andiamo a dire è il marrone, non è così. La castagna di Montelanico ha questa caratteristica: in alcune zone le dimensioni sono pari o uguali a quelle del marrone, quindi quando vediamo la castagna grossa probabilmente è la castagna montelanichese. Sono abbastanza curati questi castagneti? I castagneti sono curati, anche se negli anni hanno subito una serie di difficoltà. L'ultimo fra tutti è la mosca asiatica, che ha in qualche modo colpito i nostri castagneti, azzerando addirittura in alcuni anni le produzioni. C'è stata la lotta biologica contro questa mosca tramite il Torimus, che è un antagonista naturale con il quale si sta cercando di creare un equilibrio tale, una sorta di sopravvivenza che comunque consenta di nuovo alle produzioni di salire, perché oggi siamo a produzioni del 30-40% rispetto ad anni passati. Noi dobbiamo immaginare che negli anni 60-70 Montelanico era in grado di produrre 30.000 quintali di castagne. Oggi Montelanico produce 1.000 quintali scarsi tra marroni e castagne. A Montelanico negli anni passati era, diciamo, vita, nel senso che era per le famiglie reddito. Negli anni è diventata un'integrazione al reddito e quindi la gran parte di questi castagneti detenuti da piccoli produttori rappresentava un'integrazione per i redditi di ciascuno di loro. Ci sono tanti piccoli e piccolissimi produttori e un numero limitato di grandi produttori. Io quando parlo di grandi produttori parlo di produttori che producono circa 100-120 quintali l'anno, quindi sempre prodotto limitato ma comunque sempre di dimensioni importanti. Una cosa simpatica che voglio dire, ripeto, i castagneti, diciamo, sono nella parte bassa i boschi di castagno, però Montelanico ha la fortuna di avere il bosco di castagno più alto dei Monti Lepini, Camartino, che si trova a circa 800-850 metri di altezza, dipende da dove, insomma, dove inizia fino a dove finisce. So che c'è anche una manifestazione collegata poi alla castagna. Quest'anno festeggeremo i 60 anni della Sagra della Castagna. Diciamo che la Sagra della Castagna rappresenta il massimo per il cittadino montelanichese, perché è il momento in cui Montelanico si riempie, Montelanico in qualche modo genera economia e quindi ecco la fortuna è di avere un prodotto, diciamo, naturale al 100%, oltre il biologico. Io dico sempre, dico Montelanico noi siamo oltre, perché noi siamo stati culturalmente abituati così, i cittadini e i produttori hanno continuato, diciamo, queste tradizioni. Vogliamo fare un invito sia da commissario della comunità montana a visitare tutti i paesi, però da vice sindaco a visitare Montelanico. Posso dire una cosa, io circa un annetto fa ho realizzato delle foto e nella raccolta c'è scritta una cosa semplice: i Monti Lepini, dove tutto è possibile. Noi in questa realtà dei Monti Lepini possiamo trovare di tutto, quindi è un luogo da visitare, da vivere soprattutto, perché a pochi passi da Roma, perché ti dà tutto, perché ti dà la bellezza della nostra natura che è così selvaggia ma così bella. Quindi invito tutti a venire a Montelanico e a visitare i Monti Lepini e i suoi paesi, che sono qualche cosa di spettacolare. Grazie a Fabrizio Di Paola, e quindi Montelanico vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Montelanico, ciao!